Agostino, ma soprattutto siamo finalmente collegati con Paolo Chiariello. Paolo, buongiorno, collegato da Napoli, anche lui in compagnia di... Intanto del professor Vincenzo Lippiello, che non è un robot, è vero, questo signore che vedete accanto a me, che assieme a un team di giovani, giovanissimi di questo Prisma Lab della Federico II hanno inventato questo signore che si chiama Rodiman, giusto? Sì. Che lo facciamo presentare. Ciao Paola, io sono Rodiman. Sono stato costruito nel laboratorio Prisma dell'Università Federico II di Napoli. Faccio anche la pizza, ma posso essere utile in tanti altri lavori. Eccolo qua, si è presentato da solo, come hai visto Paola. L'abbiamo conosciuto come il robot pizzaiolo, ma uscendo un po' dall'aspetto diciamo mediatico, perché lui potrebbe fare la pizza, impastarla, insomma infornarla, ha anche tantissime altre applicazioni, giusto? Certamente, noi siamo partiti dal processo di produzione della pizza, che è tipicamente napoletano, perché è un processo molto complesso. Sì. Noi l'abbiamo preso come esempio per studiare la manipolazione di oggetti deformabili con delle tecniche di robotica avanzata. Questo ci servirà e ci serve, in effetti stiamo sperimentando proprio in quest'ultimo periodo, per provare a risolvere problematiche via via più complesse in diversi ambiti. Siamo partiti ad esempio con la chirurgia robotica, costituendo anche un centro interdipartimentale tra ingegneria e medicina. E stiamo ad esempio provando a migliorare le abilità di robot come Leonardo, che è un robot avanzato per la chirurgia robotica, provando ad esempio a dargli una sensazione di forza, un feeling di forza, per poter poi operare in modo anche più attivo, non essere solo una mera estensione del braccio del chirurgo, esatto, ma provare anche a dare un ritorno di forza, provare anche a eseguire in modo attivo delle operazioni di chirurgia robotica. Abbiamo anche altri ambiti, siamo stati ad esempio contattati da un'industria che produce macchinari per calzadurifici, perché hanno il problema appunto di assemblare le scarpe. Le scarpe sono fatte da tessuti deformabili, è un'operazione che attualmente può essere fatta solo a mano, e si sta cercando ad esempio di automatizzare anche questi tipi di operazioni. L'agricoltura, siamo stati contattati da varie aziende che vogliono raccogliere diversi tipi di ortaggi, perché sono tutti di fatto oggetti deformabili. La robotica industriale, la robotica classica è impossibilitata a interagire con questi tipi di oggetti. Noi abbiamo costruito questa macchina proprio perché stiamo cercando di insegnarle a riconoscere gli oggetti deformabili, a capire come questi oggetti si deformano e a capire come agire su questi oggetti per fargli fare quello che vogliamo, che può essere un movimento, che può essere una deformazione. E quindi ci sono moltissimi campi di applicazione della robotica, dicevano anche prima in studio. Noi ci siamo molto appassionati a Rodiman perché faceva la pizza, però insomma, come spiegava lei Paola, anche in alta chirurgia un superamento di Leonardo, che è già un'estensione del braccio di un chirurgo, ma con quello che stanno studiando qui nell'Università la Federico II di Napoli, insomma, si può andare anche oltre Leonardo. Poi ci sono anche tantissime altre applicazioni, non so se abbiamo tempo, insomma, stanno anche sviluppando la robotica aerea in questo laboratorio, dove sono tutti ingegneri e informatici, ma ho detto ci sono anche gli informatici giovani. Abbiamo ingegneri, abbiamo informatici, abbiamo meccanici, abbiamo persone che arrivano da mezzo mondo. In questo laboratorio abbiamo persone che vengono dall'Argentina, dal Giappone, dalla Francia, abbiamo Antoine qui in laboratorio. Abbiamo un gruppo eterogeneo proprio perché la robotica è una disciplina estremamente ampia e che attira scienziati da tutto il mondo. Noi abbiamo la fortuna di avere finanziamenti importanti a livello europeo, con cui riusciamo a garantire una continuità di ricerca sia a giovani italiani ma anche a promettenti scienziati internazionali. Cosa facciamo con questo? E poi ridiamo la linea a Roma a Paola che altri ospiti, Vincenzo. Sì, questo è un prototipo di un drone. Con questo drone verrà usato per fare operazioni di manipolazione aerea. Monteremo un braccio robotico che stiamo costruendo. Posso prenderlo? Certamente. Se lo rompo, lo pago. Lo stiamo assemblando, questa ne è una parte, questa è la sua seconda parte, è un braccio iperleggero
sono tubi in fibra di carbonio, all'interno sono contenuti diciamo, tutte le schede elettroniche, i motori. In punta stiamo montando un microsensore di forza con cui diciamo, il robot sarà in grado di sentire il contatto con l'ambiente, quindi nel momento in cui andrà a manipolare degli oggetti per assemblare ad esempio delle strutture prefabbricate su impostazioni complesse da raggiungere, oppure dovrà ad esempio realizzare delle misurazioni a contatto. Siamo stati diciamo, contattati da diverse aziende petrolchimiche perché un compito che hanno tipico è quello della ispezione di tutte diciamo, le condutture che ci sono nella fabbrica, che vanno ispezionate periodicamente con un sensore a ultrasuono che va posto a contatto con i tubi. E questa operazione richiede una scaffalatura, richiede tanti tipi quindi col drone si arriva prima. Esatto. Vai Paolo, come vedi sono tantissime le applicazioni. Paolo, e tantissime applicazioni. Medico, nell'industria, insomma dappertutto. Restate collegati con noi. Il professor Bruno Siciliano è collegato con noi da Phuket, cioè stiamo facendo il giro del mondo. Ecco, professore, buongiorno. Insomma, lei è il papà di quello che abbiamo visto sinora all'Università Federico II di Napoli? Sì, in un certo senso sì. Insomma, mi fa un certo effetto vedere i ragazzi in laboratorio mentre io sono a Chiang Mai, all'Università di Chiang Mai in Thailandia, dove ho appena fatto una conferenza agli studenti qua proprio su problemi di robotica aerea, cioè di aerial manipulation. Quindi ho presentato gli ultimi risultati dei nostri progetti europei, in cui la novità rispetto allo stato dell'arte, rispetto all'ispezione fatta con i droni, è la possibilità di utilizzare delle braccia meccaniche che, come ha mostrato Enzo, il professore Lippiello, prima in laboratorio, sono stampati ancora in casa. In realtà questo è un settore nuovo, cioè non c'è ancora un interesse commerciale nel costruire piccoli braccetti leggeri da montare sui cosiddetti quadricotteri. Però c'è grosso interesse, anche perché qua per esempio in Thailandia c'è molto interesse per quanto riguarda i problemi della logistica. E allora nel momento c'è quindi smistamento di oggetti, di merci, per cui la possibilità di utilizzare anche la tecnologia aerea è effettivamente è altissima. Professore, è altissima, dell'aerea, è un gioco di parole. Professore, io la ringrazio, così come ringrazio Paolo Chieriello. Buon, grandissimo lavoro a tutti voi. Abbiamo ancora un minuto.